Sì, quella volta al semaforo mi ricordo che mi fermo con la macchina, si avvicina uno, mi fa: bello stare in vacanza in Sardegna, eh? Dico, no, guarda, dico, non sto in vacanza e te lo dimostrerò. E alla fine ho vinto io. Break di Matrico, ripartire il Cagliari, riscatta Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari entra in area, il passaggio, gol! Era finito il girone di andata, avevamo pochissimi punti, se non sbaglio 10 punti. E arriva Cagliari-Napoli, perdevamo 1-0, gol di Hamsik. Succede che fa gol Matri, l'1-1, poi dopo 20 secondi punizione di Pasquale Foggia, e arrivo io di testa e facciamo il 2-1 e vinciamo una partita. Ma ancora ho in mente l'urlo dello stadio, perché quello è il gol che riguardo più volentieri. Io quando colpisco la palla ero di schiena, quindi non vedevo la porta. Quindi quando colpisco la palla mi giro e vedo la palla in rete, inizio a correre, non ci ho capito più niente. Poi riguardandolo vedo le facce di Michele Fini, di Diego Lopez che voleva rubarmi il gol, no? Diego Lopez, però non ci è riuscito e quindi ricordo dei flash bellissimi, perché dopo il gol la partita è finita e quindi mi ricordo 30 persone sopra di me, una cosa, emozioni incredibili. Vincere quella partita, diciamo, mi ha cambiato un po' la vita, anche perché io inizialmente ho avuto delle difficoltà. Ho iniziato a far vedere qualcosa di buono tardi, dai 23-24 anni. Quindi diciamo che quella partita mi ha dato una carica incredibile poi per proseguire tutti gli altri anni. Sono ancora il figlio di Bruno, perché dopo 20 anni che sono a Cagliari ancora mi chiamano Bruno e io rispondo magari ero Bruno che avevo vinto un mondiale e uno scudetto. Però niente, ringraziando Dio ho avuto due genitori che mi hanno insegnato a stare al mondo e quello penso sia una cosa importante, ma non come calciatore, proprio come uomo. Sono valori importanti che è quello poi che cercherò di dare ai miei figli. Quando giro con papà, cioè anche a distanza di anni, perché ha smesso tantissimi anni fa, però l'immagine di papà è rimasta anche all'estero, perché è capitato di andare a fare vacanze fuori e comunque lo fermavano ogni 10 metri. Io penso sempre una cosa, che alla fine il calciatore finisci, no? Ma l'uomo rimane, evidentemente lui è stato un grande uomo. Capivo che era dura perché avendo un papà così importante nella società, perché papà comunque era responsabile del settore giovanile, quindi quando sono arrivato a 19 anni gli dissi io voglio andare via per dimostrare il mio valore da un'altra parte, perché qui vicino a te è difficile, anche perché comunque mi sentivo osservato negli allenamenti, nelle partite, e per me non era una cosa semplice. Quindi presi questa decisione e ringraziando Dio sono venuto a Cagliari, dove poi ci sono da 20 anni. E io non dovevo giocare quella partita, poi nacque la figlia Gigi Di Biagio la notte e il mister la mattina mi disse di mister Zeman, che mi ha fatto iniziare a smettere di giocare a calcio. Però mi disse: guarda, oggi giochi. Io comunque ero molto emozionato, anche perché l'Olimpico è uno stadio pesante. E perdevamo 1-0 con il Perugia, poi fece l'1-1 Totti e io feci il 2-1 e andai a esultare sotto la curva sud dove andava sempre papà, solo che papà si inginocchiava e sono rimasto in piedi. Quindi è stata veramente una grande emozione. Mio fratello è esordito qui a Cagliari. Io la prima convocazione l'ho fatta qui, però sono andato in tribuna. Quella partita che vinse il Cagliari 4-3 forse, che fece 2 con Fabian e 2 Muzzi se non sbaglio. E quindi sì, Cagliari nel destino, diciamo che più vivo qui e più mi sento fortunato,
perché comunque ci sono persone veramente di alto livello sotto l'aspetto umano e anche la mia famiglia si trova alla grande, quindi siamo contenti della scelta fatta. No, non è stato facile perché come dicevo prima il cognome è pesante, perché quando stai in campo non guardano la partita da fuori, guardano il figlio di, quindi se sbagli qualcosa, sai, gioca perché è il figlio di. Però penso un'altra cosa, che quando raggiungi dei livelli importanti la soddisfazione secondo me è doppia, perché sono difficoltà che ti fanno crescere come uomo e quello ti servirà non solo per fare il calciatore ma nella vita in generale. Diciamo che il primo periodo con mia moglie nemmeno potevamo uscire di casa, ma quello fa parte anche un po' del lavoro, perché comunque non erano bei momenti anche per la squadra. Quindi diciamo ho avuto delle difficoltà, però caratterialmente sono uno forte, quindi ho avuto la fortuna di avere, come dicevo prima, 2 genitori che mi sono stati vicini, mia moglie soprattutto, perché nei momenti difficili è stata sempre una che mi ha dato la parola per tirarmi su e quindi poi alla fine le soddisfazioni sono arrivate. Dopo una partita se fai gol e vinci ti arrivano 200 messaggi, se giochi male e perdi te ne arriva 1 o 2 e diciamo che mia moglie in questo è stata incredibile, perché io poi caratterialmente sono un po' particolare, quando perdo una partita io ci metto una settimana, quindi quando perdevo, scusa riniziamo, quando perdevo, se no sembra che gioco ancora. No, un carattere non bellissimo, quindi mi ha sopportato per tanti anni, ho avuto la fortuna di crescere con mia moglie, perché ci siamo messi insieme che io avevo 14 anni e lei 13, quindi siamo cresciuti insieme e mi ha sempre capito nei momenti di difficoltà, perché poi è capitato che magari anche con le espulsioni, no? Perché ne ho prese un pochino, però quando tornavo a casa cercava sempre il modo di tirarmi su. Diciamo che mia moglie è stata veramente una fortuna per me. Ogni allenatore mi ha lasciato qualcosa, poi chi più in positivo, chi più in negativo, ma comunque ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. Ma se devo fare un nome ti dico che Allegri è quello che mi ha lasciato più di tutti. Sotto l'aspetto umano, tecnico, mi ha fatto crescere tantissimo come giocatore e poi alla fine lo dimostra anche la sua carriera. Mi ha dato sicurezze, perché comunque il mister quando ti parlava era molto credibile e questo il giocatore è una cosa che avverte. E quindi mi ha dato tante sicurezze, anche perché ha fatto lo stesso ruolo mio, lui in passato. E quindi mi ha aiutato anche tanto nelle scelte calcistiche. Però mi piaceva tanto di Allegri il fatto che comunque teneva il gruppo sempre unito e compatto, perché noi siamo partiti il primo anno con Allegri e abbiamo fatto 5 sconfitte consecutive e non era un momento semplice. Però lui lo vedevi il martedì arrivare al campo sempre sorridente, entrava negli spogliatoi, scherzava, rideva e alla fine quell'anno abbiamo fatto 53 punti, quindi diciamo che lo reputo veramente un fenomeno. Con Bisoli ci sono stati dei problemi, ma è un discorso un po' lungo perché nacque tutto da un'amichevole estiva dove fece il primo tempo una squadra e diciamo il secondo tempo c'era qualche ragazzino, diciamo c'erano i Danielino ragazzo, poi se non sbaglio c'era Gedà, comunque ragazzi giovani, no? A parte Gedà che già aveva 40 anni, dico gli altri comunque erano giovani e non li trattò benissimo alla fine della partita, quindi tornammo in ritiro perché eravamo in ritiro a Semini e chiesi spiegazioni al mister e gli dissi: mister, che cosa è successo? E lui disse: no, perché non si può. Io dico: mister, guarda, dico, i problemi ci possono stare, ma risolviamoli nello spogliatoio.
magari in mezzo al campo dove ci possono essere giornalisti o altre persone non è una cosa bella. E ci fu un confronto poi il giorno dopo dove il mister diceva la sua idea e i ragazzi ne dicevano un'altra. E quindi nacque un po' lì lo scontro con Bisoli. E ci mise fuori rosa poi, perché io sbagliai durante un allenamento, perché in pratica noi abbiamo fatto un amichevole con il Betis prima dell'inizio del campionato. Io feci una distorsione alla caviglia e il giorno dopo mi chiama il mister Bisoli e mi dice: Daniele, guarda, giochiamo a Palermo, mi raccomando, ci devi essere. Dico: mister, vai. Dico: io per Cagliari giocherei anche con una gamba, quindi la ringrazio della chiamata. E poi la domenica non giocai, perché giocò Raja Nainggolan davanti alla difesa, che fece anche una grande partita. Poi giocai la seconda con la Roma e feci gol. Quindi lui non l'ho visto molto sereno e contento del mio gol. Quindi il giocatore l'avverte un po' questi passaggi, no? Tra giocatore e allenatore. Poi durante un allenamento ci fu uno scontro dove sbagliai io, perché gli risposi non benissimo. E da lì poi mi mise fuori rosa. E dopo che si scontrò con me, si scontrò anche con Alessandro Agostini, ma non perché Agostini gli disse qualcosa, perché lui prese di petto Agostini senza motivo, ma era una strategia magari per farne fuori due. E quindi andammo fuori rosa e poi, se non sbaglio, non siamo partiti per Chievo, per Verona, e poi rientrammo, mi sembra, quella dopo. Per il bene del Cagliari, alla fine uno passava sopra a tutti perché la maglia veniva prima di tutto. Per me è stato, tra virgolette, un secondo padre, perché sono arrivato qui piccolissimo e mi ha dato tanto. Poi caratterialmente magari un po' particolare, sì, però ti fa diventare uomo. E comunque nel suo lavoro un genio, no? Perché tante volte comunque parlavo con lui e dico: Presidente, come fa a fare una roba? E magari dopo 2 anni si avverava quello che lui diceva. Quindi veramente ho un ricordo del Presidente Cellino bello, dove ogni tanto ci sentiamo, perché ogni tanto ci sentiamo e quello mi fa piacere, perché il Presidente è uno che le persone le valuta molto bene. E lui valuta soprattutto l'uomo. Sono rimasto male del fatto quando mandò via Alessandro Agostini, perché comunque si era creato un gruppo bello, ma non un gruppo che comandava nello spogliatoio, un gruppo che faceva capire magari anche ai nuovi quello che significasse giocare per il Cagliari. E diciamo che abbiamo raggiunto grandi traguardi, perché comunque hai fatto 11 salvezze consecutive e quindi l'obiettivo l'hai sempre raggiunto. E quando mandò via Agostini, sinceramente sono rimasto molto, molto male, perché sapevo quanto Ago tenesse a questa maglia e abbiamo sofferto insieme lì, io e Ago, come abbiamo sofferto poi magari nel bene e nel male le altre annate. Quello che si è creato tra me, Francesco Pisano, Alessandro Agostini, Diego Lopez e Andrea Cossu è un qualcosa di incredibile come legame, perché vivevi il Cagliari in una maniera forte, alcune volte troppo forte. Perché? Perché c'era troppo amore. Diego Lopez diciamo che è stato, dopo Matteo Villa, se non sbaglio prese la fascia lui, Diego Lopez, e poi ci fu quel intermezzo che la prese Suazzo, però per noi il capitano è stato sempre Diego Lopez dopo. Un grande capitano, un capitano con grande carisma. Diego è stato sempre una persona che schietta,
che ci sono stati tanti momenti di difficoltà e lui ha sempre riunito il gruppo per sistemare magari quelle cose che non andavano bene. E lo ricordo comunque con grande affetto perché è stato sia un grande compagno calcisticamente parlando che fuori dal campo. Francesco Pisano è una persona fantastica. Checco io me lo ricordo perché venne, se non sbaglio, la prima volta ad allenarsi con noi in prima squadra, che c'era Rigoni come allenatore. E vedevamo questo bambino che andava a 300 km orari. Dico, ma questo dove esce fuori? E Arrigoni si innamorò di lui. Infatti quell'anno fece anche qualche partita Checco. Ma di Checco quello che posso dire è un ragazzo che è stato sempre umile, da quando ha iniziato adesso. Pochi giorni fa sono andato a vedere l'Olbia e lo vedi che è ancora un bambino. A Checco gli voglio veramente bene perché è un ragazzo che anche lui ha vissuto momenti di difficoltà, però con il lavoro e l'impegno ha fatto sempre grandi cose. L'ha fatta nel Cagliari e sta continuando a farle. Andrea ha portato nello spogliatoio proprio il fatto di essere tifoso e quello ce l'ha trasmesso anche a noi, di andare in campo sudando la maglia, no? Perché Andrea anche è un ragazzo molto timido, però ti trasmette tanto, perché il fatto di amare questa terra e questa maglia l'ha trasmesso a tanti di noi e quello penso sia stata una grande fortuna per chi ha giocato con Andrea. E con Alessandro Agostini diciamo che ci vivo ancora adesso tutti i giorni perché mi sto occupando della primavera, lui fa il secondo a Mister Canzi della primavera, quindi ci confrontiamo tutti i giorni, è un rapporto nato che ancora va avanti, ma penso che anche Ago abbia dimostrato quanto tiene a questa maglia e continua a farlo con i ragazzi del settore giovanile. Io mi ricordo un aneddoto su Davide per far capire proprio la personalità del ragazzo. Noi siamo partiti nel ritiro estivo dove il presidente Cellino ogni tanto se ne usciva con una delle sue e c'è stata sempre una gerarchia. Io ero il capitano e poi magari chi era nel Cagliari da più anni era vice capitano e così. E quindi io ero il capitano e doveva essere Checco Pisano il vice. E il presidente disse no, il vice capitano è Davide Astori. Allora presi Davide e gli dissi Davide guarda, dico, io ti dico la mia, dico per rispetto è giusto che magari il vice capitano lo faccia Checco Pisano. E lui mi disse no Daniele, disse, io mi sento di fare il vice capitano perché penso di avere la personalità per poter fare il vice capitano. In quel momento io non ero tanto d'accordo perché per me il discorso era diverso, proprio per far capire quanto credesse in lui, perché Davide quando arrivò se non sbaglio a 19 anni o 20 anni e quando lo vedevi in allenamento dicevi questo diventerà giocatore sicuro, perché aveva una personalità incredibile, anche se sbagliava l'errore lo dimenticava in fretta. Uno che mi viene in mente è quando feci gol alla Roma all'Olimpico e mi tolsi la maglia del Cagliari e andai sotto la curva dei nostri tifosi. Quello è un ricordo bello perché comunque quando andavo a giocare a Roma mi massacravano prima di scendere in campo. E per me quello non era mancanza di rispetto, era far capire a loro chi mi ha dato tanto, perché io sono arrivato qui a 19 anni. Quindi, diciamo, per me Roma è stata sempre fondamentale per la mia crescita, perché comunque ho fatto un settore giovanile importante, quindi non rinnegherò mai il passato. Però Cagliari è quella che mi ha dato la consacrazione e ho trovato tante persone che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene ancora.
quindi non era mancanza di rispetto, ma era perché io amavo veramente quella maglietta. Sinceramente vado poco e quando vado con papà perché ho paura di prendere gli schiaffi, quello sì, però no, vado poco, anche perché ho 3 bambini, è difficile spostare comunque tutti tra scuola e quindi vengono loro. Secondo me 2-3 sono i più belli, quello che feci a Roma su punizione, quello che feci a Udine e quello che feci con la Roma in casa. Secondo me quei sono 3 bei gol. Quando indossavo quella maglia sentivo un qualcosa di forte. Tante volte ho incontrato persone che mi dicevano: ma come fai a non andare in nazionale, no? Perché qualche anno buono l'ho fatto. E la risposta mia è stata sempre questa: ma perché ci credevo veramente. Una volta capito, quando c'era Lippi, allenatore, che Marocco prima della partita mi disse: Daniele, guarda, dice sarei chiamato in nazionale. E io dico, devo trovare qualcosa per non andare in nazionale. Mi devo dire che c'ho la febbre. Perché già mi stavo preoccupando, perché io volevo allenarmi sempre col Cagliari, giocare sempre col Cagliari, quindi la nazionale era una cosa che non ci ho mai pensato a questa cosa qua. Tornassi indietro lo rifarei, adesso ti direi le stesse cose, che la mia nazionale è stata sempre il Cagliari. Diciamo che quell'anno ne ho lette e sentite tante, ma non solo sul mio conto, ma anche su Pisano, su Cosso, perché magari erano quelli della vecchia guardia, tra virgolette. E quello mi faceva star male, non lo nego, mi faceva star male, anche perché erano tante cose non erano vere. Mi sono sempre preso la responsabilità nei momenti di difficoltà e la mia colpa che mi do è che quell'anno ho fatto fatica perché vedevo tante cose diverse e quindi da capitano non sono riuscito a prendere la situazione in mano e quindi questa è una cosa che non mi perdonerò mai, però diciamo poi, come hai detto te, si è conclusa con la retrocessione, quindi è stato un anno un po' maledetto. In quella fascia c'era tutto, perché c'erano i nomi dei miei figli e c'era scritto Scomborz, perché solo chi non prova determinate cose può capirle. Io ne ho sentite tante quando sono arrivato, dal raccomandato a non saper giocare a calcio, tante. Però non ho mai detto non mi sono mai scontrato con un tifoso, no. Sono stato sempre al mio posto perché nella mia testa c'era il fatto di guadagnarmi quello che non avevo in quel momento. E quando il tifoso del Cagliari ha visto in me che ci mettevo impegno e cuore, mi hanno dato l'anima e penso che nella vita devi dimostrare prima di avere. Io ho cercato di fare quello e loro mi hanno dato tanto, quindi per me quella fascia rappresenta il tutto, perché c'erano, come detto prima, i miei figli e la curva e la rimetterei altre 1000 volte. Io iniziai a Cagliari con l'11, presi il 10, che poi mi sono rotto il ginocchio col 10 e quindi lo cambiai subito. Poi presi l'8 ma non feci benissimo. Erano rimasti il 5 e il 4, quindi chiamai mio figlio Bruno che era piccolino e gli dissi: che prende papà, la 5 o la 4? E lui mi dice la 5. Il 23 maggio è stato un giorno indimenticabile, perché quando iniziai ad organizzare con la società questa partita avevo dei dubbi, no? Perché dici, sai, ma verrà gente allo stadio? E mi dice, no, vai tranquillo che riempi lo stadio. E io dico, ma speriamo.
Quindi organizzai questa partita e quando mi dissero che lo stadio era pieno ero molto emozionato, anche perché in quella partita c'era tanta storia, c'erano tanti ex calciatori che comunque hanno dato l'anima per questa maglia, quindi veramente mancavano tanti altri personaggi importanti perché per motivi lavorativi non potevano essere lì, però è stata veramente un'emozione incredibile anche rivedere Herrera o Matteo Villa, che Matteo Villa è stato il mio primo capitano, e quindi tante emozioni. Sinceramente ogni tanto lo devo rivedere perché quel giorno ho capito poco, anche quando sei venuto te col microfono prima della partita non riuscivo ad aprire bocca. Comunque questo ti fa capire che i sardi quando dai ti danno l'anima, e quel giorno me l'hanno fatto capire per l'ennesima volta. Anche mio padre nel 91 fece l'ultima sua partita il 23 maggio, quindi anche questo è un segno del destino, ma questo mi ci hai fatto arrivare te perché io l'avevo dimenticato. Quindi tante cose strane da una parte, no? Perché poi conciliano tutti con lo stesso periodo, però quello di papà, anche ricordo che ero piccolino e c'erano 80.000 persone. Io correvo con lui in mezzo al campo per paura di perdermi, quindi quando li vedo dico ma stavo attaccato a lui con il rischio di farlo cascare mentre correva per la tanta gente che c'era. E dimmelo che ti emozioni? Sì, tanto. Ti tremono le gambe? Sì, un po'. Vero? Dov'è tuo fratello? Ti emoziona? Sì, Dimmi un po' adesso dove ti piazzi in campo subito? a centrocampo. E lo sai che questo potrà essere il tuo stadio, sì? Sì. Lo sai pure te che può essere il tuo stadio? Sì, sì. Lo seguiamo passo per passo. Vediamo. 2 più 3 fa? 5. Mangia il numero? 5, quindi è 5. 5, ce l'ho qua dentro. 5 dappertutto. No, siamo 5 in famiglia, che io, mia moglie e 3 bambini. Ho fatto la bambina apposta per arrivare a 5. No, però sono contento, ecco, 5 è un numero che mi ha portato bene. No, sinceramente ho preso la maglia numero 11 perché l'aveva Muzzi prima e non sapevo ancora chi fosse Gigi Riva, sinceramente. Presi anche la casa di Roberto Muzzi, quindi la presi per quello, non per mancare di rispetto a Gigi, ci mancherebbe altro. Io ho cenato con Gigi Riva la sera, qualche giorno prima del mio addio al calcio. E quando lo vidi così, che entrai in questa casa, sono rimasto mezz'ora senza parlare, perché mi ha fatto un effetto, sai, come vedere un personaggio incredibile. E questo mi è rimasto nella testa, come se avessi visto un Dio, perché proprio anche il timbro della voce ti imbarazza, no? Perché sono quei personaggi, è un po' quando a Roma vedono papà o quando vedono Totti, rimani un po' di stucco perché sono personaggi veramente di grande carisma. Quando guardo le mie presenze sinceramente rimango un po' perché sono tante. Infatti quando si fa il paragone tra me e Gigi Riva, a me è un paragone che mi inorgoglisce. È chiaro che Gigi Riva è stato un campione. Io magari con altre caratteristiche, però siamo 2 personaggi che abbiamo amato questa maglia e questa società e quindi di quello ne vado fiero. E, come ti ripeto, da come era partita la mia carriera nel Cagliari mai avrei immaginato un percorso del genere e anno dopo anno ho capito cosa poteva darmi questa maglia e cosa io potevo dare a questa maglia. E a parte l'ultimo anno sono contento di quello che ho fatto e quello che ho dato